Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali, non solo. Intanto che cosa troviamo? Due macro argomenti, soprattutto sulle pagine nazionali. Uno è legato alla situazione dei conti italiana, per cui con il rapporto fra deficit e PIL, con quel più 3,1% che pone ancora l'Italia sotto il regime, la procedura di infrazione per quanto riguarda l'Unione Europea. E poi c'è la situazione ovviamente in Medio Oriente, con il tentativo di arrivare a una tregua definitiva, ma anche i blocchi che si registrano nuovamente nello stretto di Hormuz. A tal proposito andiamo sull'ANSA, sull'agenzia ANSA nazionale, perché vi faccio vedere una ultim'ora legata appunto a quello che sta succedendo in Medio Oriente. L'alta tensione nello stretto di Hormuz, che ormai abbiamo imparato a conoscere in questa fase così delicata in quella zona del mondo. Gli Stati Uniti che ordinano a 31 navi di invertire la rotta per il blocco. I Pasdaran hanno sequestrato, intanto questa è notizia di ieri, 2 navi cargo e ne hanno colpita una terza. La notizia appunto di questo blocco, di questa richiesta da parte degli Stati Uniti a 31 navi di invertire la rotta per il blocco, appunto è di circa un'ora fa, e testimonia quella che è la tensione che ritroviamo ancora in questa zona del mondo. Andiamo adesso invece sulle prime pagine dei quotidiani per vedere insieme il titolo del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che fa comprendere quelle che sono i due macro argomenti che vi avevo detto proprio all'inizio di questa nostra rassegna stampa. Il primo è dedicato appunto a ciò che sta succedendo nel deficit appunto fra l'Italia con 9 paesi, che resta sotto procedura, con Meloni che accusa Conte un super bonus sciagurato, e poi l'Iran che sequestra 2 navi MSC, la tensione a Hormuz, con la Marina italiana pronti a inviare 4 unità dopo la tregua. Questi sono i titoli principali che troviamo appunto sui vari quotidiani nazionali, e che chiaramente riemergono non solo sotto l'aspetto di ciò che invece abbiamo sia a livello nazionale che internazionale, e che ritroviamo anche nelle pagine successive, che vi facciamo vedere qualche approfondimento. Ad esempio questo: l'Iran che attacca 3 navi nelle acque di Hormuz, 2 sono sequestrate e il petrolio è oltre i $100. Il tema di ciò che si trova appunto del costo che abbiamo del petrolio è un altro tema significativo che resta sul tavolo e che ritroveremo su altri quotidiani, soprattutto su quelli economici. Andando poi ai negoziati, entra in ballo anche l'Italia. E che cosa troviamo nei negoziati? Ancora il caos. L'abbiamo detto, Trump sostiene che c'è la possibilità di arrivare a nuovi negoziati a partire dalla giornata di domani, ma abbiamo letto poi delle ultime news sul sito dell'ANSA con l'invito da parte degli Stati Uniti rivolto a 31 navi per tornare indietro. Si prospetta una giornata delicata, quella di domani. Nel frattempo però c'è la Marina italiana, e lo leggiamo ancora dalle pagine del Corriere della Sera, che prospetta 4 unità per la missione nello stretto. Gli Stati Uniti 6 mesi per sminarlo, questo è l'obiettivo che si pongono per arrivare appunto alla completa liberazione sotto questo punto di vista dello stretto di Hormuz. Andiamo invece a vedere, sempre attraverso il Corriere della Sera, quelli che sono quella che è la situazione invece
invece legata all'Italia, e la troviamo in questo articolo che andiamo a vedere insieme sul deficit appunto al 3,1%, con l'Italia che resta sotto la procedura dell'Unione Europea e con Meloni che attacca Conte. È un super bonus sciagurato secondo Giorgia Meloni, ed è questo, secondo appunto il Presidente del Consiglio, quello che ha poi portato alla situazione negativa di adesso, anche se è una situazione negativa di pochissimo, appunto solamente del più 0,1%. Andiamo adesso a dare uno sguardo invece alle altre prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere appunto quelli che sono i titoli che troviamo in queste prime pagine nazionali, partendo da altri quotidiani che vi facciamo vedere. Questo è le pagine interne chiaramente, ma andiamo proprio sulle prime, partendo da Domani, con la situazione legata ai conti dell'Italia. Appunto la chiamano Melonomics, è un fallimento. Questo leggiamo su Domani. L'ira del Colle sul decreto sicurezza: nonostante gli sforzi del governo, il deficit resta sopra il 3%. Sfuma l'idea della manovra elettorale, Mattarella aspetta le mosse di Palazzo Chigi che deve correggere la norma su avvocati e rimpatri. Stesso discorso legato sempre a Domani lo troviamo anche sulla situazione legata allo stretto di Hormuz, con questo intervento, con questo titolo: Trump all'angolo, le navi iraniane aggirano il blocco, l'Italia pronta a inviare i cacciamine. E su questo tema, quello della situazione legata al Medio Oriente, chiaramente ritroviamo tutto su altri quotidiani, come ad esempio il Fatto Quotidiano, che si occupa chiaramente anche della situazione legata al Medio Oriente, ma soprattutto quello dei costi e di ciò che sta succedendo appunto sia in Medio Oriente che chiaramente in Italia. E lo vediamo da Avvenire, con l'Iran che sequestra 2 cargo e gli USA che puntano all'accordo. Questo troviamo sulla prima pagina dell'Avvenire, mentre per quanto riguarda la situazione che resta difficile per ciò che concerne l'Italia, è il titolo di apertura: l'ora delle scelte, meno crescita e più debito, l'Italia che sfora di poco il tetto dell'Unione Europea sul deficit PIL, governo al bivio su armi, welfare e interventi contro la corsa dei prezzi, con Meloni che dice che la colpa è appunto del super bonus. Su queste notizie, quello che chiaramente traspare è quella che è invece la polemica politica del momento, che ritroviamo su vari quotidiani, perché chiaramente è quella che desta maggiore interesse, la situazione legata all'Italia. Molti quotidiani, l'abbiamo detto, aprono con la questione medio orientale, ma sono di più quelli che invece si concentrano sulla questione dei conti in Italia. Uno di questi è ad esempio Repubblica. Questo è il titolo che troviamo sul quotidiano: l'obiettivo fallito, rallenta la crescita, il rapporto deficit-PIL al 3,1% e l'Italia che resta in procedura di infrazione con l'Unione Europea. Giorgetti dice: pronti a fare da soli, l'ira di Meloni con un effetto del super bonus, e le opposizioni parlano di flop in questo caso. Ed ecco il tema appunto che vi dicevo delle polemiche, perché poi chiaramente quello che noi troviamo sui quotidiani non è solo la notizia in sé per sé, ma diventa chiaramente anche la polemica legata alla notizia stessa e come si schierano i vari quotidiani. Per esempio il Giornale titola in questo modo: complottistat. Ecco perché si parla della situazione legata
al super bonus, ma anche alle teorie dell'Istat. Deficit PIL al 3,1%, spunta il giallo della manina 5 Stelle. Questo ovviamente secondo il giornale. L'opposizione esulta per lo sforamento, le influenze sospette, questo leggiamo nel retroscena. Intanto parla Pichetto Fratin, con pochi decimali Bruxelles sa bene che è un non nulla, perché in effetti l'Italia rientra ancora in questa procedura di infrazione semplicemente per questo 0,1% che è la percentuale in più rispetto al 3. Se noi andiamo a vedere altre pagine di questi che appunto riguardano la situazione politica e la situazione dei conti, ci spostiamo ad esempio sul Libero, che titola in questo modo: il patto che ci ha rotto, deficit al 3,1% per uno 0,1%, quello che vi dicevamo in precedenza del PIL, l'Italia resta in procedura di infrazione dell'Unione Europea. Il Premier che parla, beffati da stime, ecco il riferimento all'Istat che abbiamo trovato nel quotidiano precedente, e super bonus, invece questo è il riferimento alla situazione passata, al governo precedente, quello di Conte. Giorgetti, scostamento di bilancio faremo da soli, tanti sono con noi. Questo è il tema delle polemiche che ritorna, perché abbiamo visto Libero, abbiamo visto il giornale, ma andiamo adesso a concentrarci su altri quotidiani che invece riportano la notizia ma anche la polemica sotto altri punti di vista. Per esempio il Manifesto. Questo è il titolo che troviamo sul Manifesto ed è il titolo legato appunto ai conti dell'Italia. Ultimi spiccioli. Eurostat che affossa le speranze del governo, per pochi punti percentuali nel rapporto tra deficit e PIL l'Italia resta sotto osservazione dell'Unione Europea. L'austerità che la Premier ha accettato, ecco invece le accuse che arrivano dall'opposizione, la condanna a un mesto finale di legislatura e secondo il Manifesto sarebbero in arrivo altri tagli. Ecco perché appunto il titolo Ultimi spiccioli, con questa foto particolare in cui troviamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la borsa pronta ad andare, ma chiaramente in questo caso il riferimento è appunto a una borsa, quella della Nazione, vuota di spiccioli, ed è un po' lo stesso titolo, per chiudere questa parentesi nazionale, che troviamo sull'Unità. Il titolo è questo: continua ordine, Eurostat dice di no, e dunque c'è una bocciatura reale per Meloni. E addirittura sull'Unità si parla di game over per l'Italia, perché spiegano appunto dal quotidiano non ci sarebbe un euro. Ecco appunto spiegato anche in questo contesto il titolo che abbiamo visto in precedenza sul Manifesto. Ma come vedete appunto le interpretazioni di questa notizia, che poi è quella che vi abbiamo dato inizialmente, di questo 3,1% del rapporto deficit-PIL, sono varie e variegate a seconda che arrivino appunto dall'opposizione o dalla maggioranza. Ci ritroviamo fra poco con la seconda parte della nostra rassegna stampa dedicata alle prime pagine dei quotidiani locali, anche al nostro sito siciliaweb.it. A fra poco. Eccoci di nuovo in diretta, la seconda parte della nostra rassegna stampa che inauguriamo con il nostro sito, l'home page del nostro sito siciliaweb.it, per darvi le ultime notizie, quelle appunto della prima mattinata di oggi, partendo da alcuni incidenti che ci sono stati. Ad esempio questo è quello che è successo a Palermo, scontro tra auto e un morto nel Palermitano, con appunto un morto e 2 feriti gravi. Invece proprio a Palermo, lo leggete di spalla, il tir si ribalta e c'è stato il traffico paralizzato appunto nel capoluogo di regione. Ma ci sono altre notizie di cronaca, come una truffa alle assicurazioni con la complicità di un medico del pronto soccorso con 5 indagati, e poi i vestiti taroccati venduti in diretta su Facebook con un gruppo di pregiudicati bloccato. Queste altre notizie le trovate sul nostro sito siciliaweb.it, insieme ovviamente ai servizi segnalati del nostro telegiornale, e anche un'ampia pagina legata
allo sport. Andiamo adesso invece alle prime pagine dei quotidiani cartacei, partendo dalla Sicilia di Catania. Vi faccio vedere quelli che sono i titoli principali, perché troviamo alcune notizie che sono riferite alla nostra regione, come ad esempio a Niscemi il blitz con 35 arresti, il padre del boss, poeta antimafia, il figlio in affari tra rifiuti e droga. Leggeremo anche questo dalle pagine interne. Poi resta e diventa importante, come spesso succede sul quotidiano Etneo, anche ciò che succede a livello nazionale, per cui da una parte l'abbiamo già visto, l'Unione Europea che boccia ancora i conti italiani, e dall'altra la battaglia navale sullo stretto di Hormuz con i Pasdaran che sequestrano 2 navi e con il negoziato in questo momento fermo. Ma ci sono anche i processi con il rinvio a giudizio chiesto per Cuffaro e con Castiglione libero, con tutto ciò che può succedere poi nel rebus all'Ars. Queste alcune delle notizie che troviamo sulla prima pagina della Sicilia. Ci spostiamo invece sulla prima del Giornale di Sicilia, che va a inserire nei suoi titoli principali le notizie che riguardano invece maggiormente la nostra regione, soprattutto chiaramente il Palermitano, per cui da una parte vediamo il bonus con le truffe e le condanne, i lavori fantasma e gli imbrogli da 26 milioni, pene severe per 7 persone. C'è poi l'incastro dei sottosegretari con 2 siciliani che arrivano, che salgono a Roma, in questo caso si parla di Cannella, vice sindaco di Palermo, effetti a catena appunto in Sicilia. Ma c'è anche ciò che è successo a Niscemi con il GIP che ordina 35 arresti, Niscemi, virgola, non solo la frana, questo si legge, eppure affari sporchi dei boss, l'inchiesta sullo smaltimento di oli usati è della DDA diretta da Salvatore De Luca. Ci spostiamo adesso su Gazzetta del Sud, che invece va ad interessarsi di una notizia di cronaca che ha fatto il Giro d'Italia. Gazzetta del Sud, giornale soprattutto messinese, che chiaramente ha anche risvolti importanti in Calabria, e dunque va a prendere come notizia di apertura, almeno sotto la testata, questa del dramma di una madre nella notte si getta dal balcone del 3° piano con i 3 figlioletti. A Catanzaro è successo, il bimbo di 4 mesi e quello di 4 anni sono morti sul colpo, la sorellina di 6 è in gravissime condizioni. La 46enne Anna Democrito lavorava in una RSA, città ovviamente in lutto. Anche per quanto riguarda la Gazzetta del Sud diventa fondamentale poi quello che succede nel resto del mondo e in Italia. Da una parte il rapporto deficit-PIL al 3,1% e dall'altra appunto la decisione di inviare 4 navi nel Golfo Persico, ma solo, si legge, a guerra finita. Questo leggiamo su Gazzetta del Sud. Ci manca un'altra prima pagina dei quotidiani regionali, che vedremo chiaramente fra poco, ed eccola qui, questa di Repubblica Palermo. In questo caso l'obiettivo è concentrato sulla partita dei sottosegretari, perché in questo mini impasto nazionale la Sicilia guadagna appunto 2 sottosegretari. La partita è questa, l'isola ne incassa 2, ma c'è il ruolo di Forza Italia, che in questo momento resta fuori. Gli incarichi nel governo Meloni per il centrodestra, scosso dalle inchieste giudiziarie, premiato il partito di Lupi e Romano, Cannella, Fratelli d'Italia, che lascia il posto di vice sindaco di Palermo, ma non c'è nessuno appunto di Forza Italia. Ma non è solo questa la notizia che troviamo su Repubblica Palermo, ce n'è anche un'altra importante che è legata agli autotrasportatori, con l'incontro al Ministero e con il blocco, l'avete sentito anche nel corso dei nostri telegiornali, che è stato revocato, sospeso appunto il blocco dei tir, fumata bianca al termine dell'incontro al Ministero dei Trasporti fra il vice ministro Rixi e il Comitato Trasportatori Siciliani, che riunisce le grosse aziende della logistica. Queste le prime pagine, ma possiamo chiaramente anche approfondirle,
per esempio per quanto riguarda la questione autotrasportatori e le spese, alla fine ritroviamo sempre il problema legato ai carburanti, al costo dei carburanti che chiaramente investe tutti anche a livello nazionale. Ma c'è stato questo incontro e dunque leggiamo sempre dalle pagine interne di Repubblica Palermo questo titolo: le garanzie dal governo, gli autotrasportatori che sospendono la protesta. Resta lo stop dei tir, delle sigle riunite in una TRAS, mentre gli armatori hanno confermato il blocco dello stretto per l'11 di maggio, per l'1 maggio, scusate. È chiaro che questo è un altro punto, perché come ci informano nell'articolo da Repubblica Palermo, resta caldo invece il fronte degli armatori del comparto pesca. Oltre a minacciare il blocco dello stretto di Messina per il 1° maggio, si dicono pronti a trasferire le loro imprese e i pescherecci o a Malta o in Tunisia, per cui chiaramente autotrasportatori che sospendono la protesta, ma una protesta che resta viva per quanto riguarda invece gli armatori. Torniamo invece agli spunti di cronaca e a ciò che è successo a Niscemi. Non stiamo parlando della frana, ma ciò che invece ha investito Niscemi per quanto riguarda le inchieste relative alla mafia. Pensate, qui siamo nella pagina interna della Sicilia e guardate questo titolo che poi viene spiegato anche all'interno del pezzo: poesia alle vittime di mafia mentre il figlio, boss, fa affari sui rifiuti e sugli oli esausti. Il capo Meaffa ha coinvolto i 2 fratelli e anche il padre, le indicazioni sul business adottate dopo la detenzione in carcere. Che cosa succedeva? Che dal carcere il figlio acquisisce le regole per fare i soldi con i rifiuti, mentre il padre, non sapendo che sarebbe finito nel vortice giudiziario per mafia, sale sul palco il 21 marzo del 2023, stiamo parlando dunque di poco più di 3 anni fa, per ricordare le vittime innocenti di mafia con una poesia. Siamo a Niscemi, dice l'autrice del pezzo, dove appunto il cattivo e il buono spesso si mischiano. Questo è un po' un risvolto di tutte le indagini che hanno portato a ciò che è successo appunto ieri, nella giornata di ieri. Andiamo poi invece a parlare della situazione politica. Abbiamo detto dei sottosegretari, l'abbiamo letto sui vari quotidiani, sul Giornale di Sicilia, su Repubblica Palermo. Quali sono i risvolti politici anche a livello regionale di tutto quello che è successo? Andiamo sempre su Repubblica Palermo con il tema che resta quello del centrodestra siciliano, travolto dalle inchieste, si legge, e che incassa 2 sottosegretari, Cannella di Fratelli d'Italia che va alla cultura e Dell'Utili di Noi Moderati agli esteri. Tagliata fuori, come dicevamo, Forza Italia. Ora è previsto il faccia a faccia fra Tajani e Schifani in tutta questa situazione che chiaramente coinvolge da vicino la maggioranza di governo anche a livello regionale e coinvolge in parte anche il comune di Palermo, perché il vice sindaco è uno dei nuovi sottosegretari nazionali. Stiamo parlando di Cannella che lascia la giunta La Galla, intanto appunto il sindaco La Galla per ora tiene la delega, Cannella entra nel governo e lascia il posto appunto di vice sindaco di Palermo. Il viaggio, questo è raccontato all'interno del pezzo, di un underdog mai fortunato alle elezioni, che però in questo caso ha fatto strada a livello nazionale. Vi faccio vedere infine ancora la prima pagina del tomo di Catania della Sicilia per vedere le notizie che arrivano dal territorio etneo. Abbiamo intanto in primo piano la sanità, con a Librino e Mister Bianco l'apertura delle case di comunità che avverrà nella giornata di oggi, le strutture realizzate con fondi del PNRR che garantiranno prossimità e integrazione dei servizi. E poi il traffico di cocaina con i brand dei narcos, così loghi e marchi diventano input investigativi per ricostruire le rotte della droga. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a parlare invece
invece dello sport nell'ultima parte della nostra rassegna stampa, incominciando dalle situazioni regionali, partendo dunque dal Catania con la pagina della Sicilia, con Jimenez. Stiamo parlando del centrocampista dei rossazzurri, trequartista anche, ma chiaramente che può dare qualità proprio alla mediana, e che è un ex del prossimo avversario del Catania, l'ultimo della stagione regolare, cioè l'Atalanta Under 23. È un Jimenez tra passato e presente. Toscano gli vuole cucire addosso appunto il Catania, il suo arrivo in rossazzurro proprio della formazione bergamasca, dove ha collezionato 6 gol e 8 assist. Il tecnico intanto lo sta provando anche a centrocampo in funzione delle assenze in casa Catania, perché c'è Quaini squalificato e c'è Corbari che potrebbe non essere della partita per infortunio. Dall'altro lato invece c'è il faccia a faccia fra i due portieri. Ci spostiamo invece a Palermo, su Repubblica Palermo, il testa a testa tra Joronen e Gomis. Il Palermo adesso ha 2 portieri, contro la Reggiana dovrebbe rientrare il finlandese, ma il suo sostituto si è ben comportato tra i pali, e dunque il Palermo, che può in questa volata per provare ad arrivare alla Serie A avere il supporto di 2 estremi difensori di ottimo livello. Sui quotidiani nazionali invece, per chiudere, si parla tanto di mercato, innanzitutto sul Corriere dello Sport con Allison, il portiere ex Liverpool, che potrebbe, Liverpool attualmente, che potrebbe diventare ex Liverpool per arrivare alla Juventus, e anche la grande serata di Motta, il portiere della Lazio, che ha parato 4 rigori consecutivamente e ha consentito alla sua squadra di arrivare in finale di Coppa Italia contro l'Inter, che, andiamo sulla Gazzetta dello Sport, si dovrebbe tenere stretto per chiudere il suo centrocampista di talento Çalhanoğlu. Il titolo che troviamo proprio sulla Gazzetta è Inter resto pronto al rinnovo. Si parlava per il turco di un addio alla Serie A alla fine di questa stagione. Con lo sport è tutto per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.